Soy Mauro Mura e parisas amigu Vannessio e us ammofri de logu in logu po conoscere der massaius e pastores de serra. Benagattaus, amigos galanus de Siender de Sardigna. In custas 5 puntadas eus a chistionare massimamente de s'agricoltura sarda e deus a faere cun s'amigu nostru Vannessio, chi già in atrus contus nos ha sighiu d'esempiri. Tantu, Vanne, qual est s'obiettivu de custu progettu chi depeus portare innanti? Ma su progetto nasce di idea di allegare de pastorio e de massaria in Sardegna, ovmente un como su pastorio e massaria, e dunque iremo a conoscere alcune aziende o algunas, unas aziende de Sardegna, ite ha, ite producono, ite vendono, e andiamo a fare in basarda, e la lingua forse di caluoglia più adatta per allegare di questi temi. Oi, deu e tui già duscieus, ma chi non si scastienda ancora non duscidi, eus all'omperi in Garteddi, grazie a Deledda che nasce in Nuoro in su 1871. Però in Garteddi duadi scritto, duadi ambientato quasi tutto sul romanzo più sfammato che ha scritto, Canne al vento, bessiu in su 1912. Ha ricordato pure che Garteddi s'agatta da in isorus de su vrumini de Serriu Cedrino e castiata de sa parte bascia su monti tutta vista, chi due comparsidi de su mari. Ma banne, partimanna de genti, de sa genti, vedi che non intendi questo vuedo florovivaismo, che esti cussu de su gali de pius chistionai oi, si dispantata e avarra da sammuda. E sta ecci uno conta ecci settoriali, o fino a se uno come me, che non è pratico, si può interessare in questa materia? Bah, si può interessare tutto, sai, è una materia oramai si allega meda, dalle gambine sul media, andiamo sulla televisione, sul giornale, e l'una la sapparà, la flora, il vivaismo, non si tratta di su attività, alle si pongono rores, plantarias e plantas, però vamos a biesa un'attività e ad importo dal punto di vista ambientale, ma si va a tempo andiamo a legare fino a terapeutico. In quale azienda più banne? L'azienda si narra da Vivaio Antonio Fronteddu, è un'azienda che è socia di Confagricoltura. Questa azienda nasce nel 1984, Antonio Fronteddu, e siamo decide di cominciare questa attività, o anzi, non riesce giusto alla sigine, allora ha cominciato a su babbo di Antonio Fronteddu. E innanzi c'è una bella tutto plantaria, però c'è una paurosa. Omos azienda la sigini sa sizza di Antonio Fronteddu, Stefania e Vittoria. Noi si intervista a intendere a Stefania, una pizzina e a 42 anni. L'azienda è in Garteddi in un zasso isinara da Varzara. Ha 12 ettari di terreno, in una babina savinza, ulivario, e poi a noi si interessa dove orto e mascalmente a 2 ettari di serra. Due pessa e traballano paris in 8 dipendenti e tutto questo sono dei Garteddi e vi urini questo dipendente dai anto vai a su babbo, lo sanno manteso. L'azienda sta vero aumente isiede una famiglia. Adesso li si aggrada da un rapporto chiaro, diretto su cliente, la grada da lovire su cliente, o aumenta nella Stefania, bipponimmo saccara. E questo l'azze a un prendere da intervista da dove si da chiaro su umanità e su buono grado di Stefania. Quando banne a puste questo su fueddos non si poteva scastiare questo chiesi apparicciao in Garteddi. Siamo in Garteddi, l'azienda di Antonio su Vivaio Antonio Fronteddu e oggi siamo in una assisa in Stefania.
Fanny, quando hai cominciato tu a fare questo lavoro? Io ho cominciato subito dopo che mi sono diplomata. Sia io che sorella mia. Siamo due sorelle che abbiamo seguito questa attività della famiglia e siamo la terza generazione di produzione di prantaglia e di vrorese. Urta, hanno cominciato ormai tuo? Babbo ha cominciato in 74, prima di subito noi meu. E quindi è un'azienda che ho canno crombete 40 anni. Dunque, questa passione non ti dimando, mentre sia dai minoredda tu sei annotto. Sì, io che Vittoria è un traballo che abbiamo sempre sconnoto. Da diretta abbiamo visto sia su Vonu che c'è difficoltà che biccheriana, però per abbiamo visto la difficoltà che abbiamo separato su matessi dell'uacere che su Vonu è superata la difficoltà. E alle giune sono andati per mano si bordare di allegande. Ma sono andati per mano sono magari su di stare a su passo sia da chi su cliente che è sempre più esigente. Ormai batta tantissime trasmissioni che va sia in televisione oppure su documentano in internet chi va una determinata scalidad delle cose e quindi dobbiamo stare su passo. A volte è un anneo, però su buono della volta si tramuta in una cosa che a noi non sa che piacere, che ischiamo cosa nuova a noi e la proponiamo al suo cliente, la possiamo proporre come cosa che non sa che piacere. Quantas gastas de prantaria, de prantas e de brores e poniese ste fa? Abbiamo cominciato con poche cose, che prima sul lavoro ti metta stagionale. Per certa prantaia si va dai solo da prantare in verano. Quindi siamo partiti con poche qualità di salatas, di achipuddas, di caules e di tamatas, come che siamo pure di chimbanta castas, di donze cosa. Dunque sia de brore sia de prantaria. Sia de brore sia de prantaria, si sono frores puru, che sanno, prima si va dai de cudos tre bator frores in verano, come invece grazie a sa genetica, insomma si va data de tantissime qualità de brores, de colores e de qualitades, insomma. Urta, tutto in serra, giune o vina già saperto pure osa la prantaese? Su Bonu sono in serra, in pieno campo, andiamo in campo aperto, a chi muso scrisantemos, chi viene prantato i sumese de lampadas e a barra vina a fine Santucaini, che poi arrivata a vestire di vita de sor mortos. Este su unico vrore che abbiamo in campo aperto. Su resto vina a frore de verano, che sorder verru, ciclaminos, stellar de Natale, la abbiamo tutto sotto copertura. A tutte le tuvate de serra in campo aperto, o metteste de serra sono vediamo de 2 ettari de copertura. L'azienda è 2 ettari, che teniamo vinas a metà frores che abbiamo in campo aperto, poi teniamo vinas a diversi ettari a olivares, vinza e orto in pieno campo. Ascolta, ontanno sono un po' aumentesse il traballo. Noi stiamo un traballo forse da un altro stinano tu a gente oramai, se che bene la trasmissione televisiva sono un po' o no, ma ontanno lo tu aumentesse il traballo brusto, insomma, questa azienda questo tipo. Chi su buono dessa gente, quando viete già cosa atta, quindi vediamo sia la pantaglia che sorfrore, non si immagina già la tecnologia, vediamo proprio della tecnologia e della meccanizzazione che batta in palas. Forse questa è una cosa, insomma, la pianta è una cosa viva, quindi tu non ti aspetti che potesse essere la macchina in palare della pianta. E invece, per fortuna,
come su buono dessa cosa è tutto meccanizzata. La tecnologia in questo 40 anni non è stata zuata metta. Io ho poco noto, a me mi piace tornare sempre che io e Sorre mea siamo su desti montas adesso che è stato Su su cambiamento di questo tipo di traballo in tutti questi anni, che è cambiato completamente. Ontano sono mentiuri, allora sono tutto esa serra, sono mentiuri. Quando la poco noto io, l'azienda noi macchinocche che è sul centro dei Carteddi, in palasa de domo de mamma e de babbo, e vediamo su de serra atas de taulas e de telor de plastica. Per il modo di questa pantaglia è completamente diverso da questi contenitori che si servono di come. Sono arrivato, vediamo, de fine anni 80. Si validati che questa pantaglia si chiama specie di banco di terra, longos, pipinera, che si nariano, e si semenati a spaglio praticamente. Si piccati su semen, si gettati sopra di questo banco di terra, e questa pantaglia che è pronta si veniva strazzata proprio da rechina, e quindi veniva vendita nuda, non veniva vendita su panetto di terra come sono come su contenitori, e poi venivano fatte specie di pacchettetti e si vendivano gai. Omo te va cambiato, tutto questa cosa e avanza a mano, omo invece se l'ha in tutte le macchine. Come a mano si ha che te pacche nuda. Come zai vai dando adesso su semenonzu a che in tutte le macchine. Questo per vinza su semenonzu, che hanno vinto la prima volta, per i primi anni che sono arrivati sui contenitori, se non lo sappiamo a mano, per riprenare sui contenitori, se semenare a mano, so che tutto a mano. Come meno male bisogna queste macchine, che sono come tipo una catena di montaggio, che vengono i contenitori, noi inseriamo sui contenitori e anche tutto issa, a partire da etichetta, delle pone etichetta, della sprenare di terra, delle che si impronta, della semenare, la scarraiata, la sabbata, e poi sono pronta a posa cella di germinazione, vengono imposta poi. Insomma, è tutto automatizzato. È tutto automatizzato. Vinas a Baer, non a Baer, però a mano ovviamente. A mano ormai si abbatta pacche nuda. Vinza la irrigazione è completamente meccanizzata. Questa è una cosa importante dal suo punto di vista del suo risparmio di sabba, sia per quanto riguarda la precisione, di come che questa barra, questo macchinario, che vi dite no, che impalasa, permettono di dare la stessa quantità di abba e su stessi tempi ad ogni piantina, quindi questo non garante di una questione di omogeneità che non crescono. E poi la cosa è che usano pochissima abba per abbare, che è una cosa importante. Sabba viene proprio dosata, noi quando la programmiamo per abbare, designiamo quanto abba deve essere data, per quante volte, quanto tempo, e quindi i tempi che sono venendo è una cosa metà buona. È importante, la carenza di abba, la mancanza di abba. Assurda, però nonostante va a pesare macchina, è dipendente, non lavori se sono No, le macchine non possono fare questo, è meno male. Teniamo diversi pizzini da tanti anni, sempre i stessi. Siamo contenti di isso, e isso credo che siano contenti di noi, dato che sono tanti anni che noi. E isso va dando delle omogeneità che un anno prima, per quanto riguarda la scrittura della pantaglia, a che nega la mano su fatto di rendere infatti su contenitori, su plateau, quanto più omogeneo possibile, in modo che sul cliente finale sapete un contenitore bello, completo, io non vi manca nulla e non vi siate a posto, insomma. Questo traballo, aumenta cada traballo, è di importare la conoscenza giusta, no? La formazione, essere competenti. Tu è vero, hai fatto studio di agraria e dunque hai i medios per questo traballo,
Ma desighi a informare, desighi a formare, a escursor de formazione, tu sempre? Quindi io ho fatto studio di agraria, che però non capo calu a gabbattu. È una cosa che mi ha piacere sicuramente a che a gabbare. Però per quanto riguarda ta giurestu, sia ta io che sorremea e vinas a scumpanzo nostro, po conto nostro nos achimus corsos o comunque abarramo sempre informatos su per as chisono, andiamo a fieras, andiamo a sollocos in uve bata cosas e potimus imparare sia dal punto di vista delle tecnicas, sia del macchinario novos. In questi ultimi anni vada più ambiente ormanno, innanti su Covid, appusti sa guerra russo-ucraina e vinas ussa in Palestina. Ita ambiau pro voi, sos ostos sono aumentados appusti di questos disaccattos? Purtroppo os costos sono aumentatos ed è parizzu. Non si può fare delle cose da poco conto. Si può fare delle meta in percentuale. Arriviamo a alcuni materiali che costano su 30 pochenti in più. Si può fare 30 pochenti in più in giro di 15 anni. È una cosa enorme da ammortizzare. Namus che noi bilachimus a fare fronte a questa cosa, che essendo un'azienda fidelizzata a chi sono il fornitore nostro, che in alcuni bilachimus a serrare contrattos, in uve bilachimus a mantenere prezzi decentes, casi nu casa a cagettare tutto l'aumento vinas super su consumatore vinale è una cosa che non è bella, insomma, comprendimus puro. A partire da essa corrente, che è una cosa che tocca a tutto canto, però noi che vediamo proprio del materiale di produzione. È una serra, ovviamente. E poi a livello di macchinario, di struttura, ma vince proprio sul materiale che non servono, poi che la pantaglia sono flores, quindi vasettos, sono contenitori, sono plateau, quindi tutto su chieste plastica. E poi vince petrolio, ovviamente. Esattamente. E poi vince sono sterriccios. So semmenes, che è una cosa che per isso sono aumentos che per queste aziende di produzione hanno dovuto, insomma, i sospiri sono dovuti accodare a questo aumento. Certo, a aumento. Sì. Io vendia so prodotto frostos, io este un consumatore brusto di riferimento. Noi vendiamo un pacco in tutta la Sardegna. Sul consumatore diretto nostro, noi vendiamo sia al dettaglio e all'ingrosso. Quindi vengono sia ai nocche, sono clienti, però abbiamo vinas a diversi mercati, abbiamo vendita diretta e poi abbiamo diversi rivenditori in tante vidas, in cui piccano la pantaglia all'ingrosso e insomma si la tornano a vendere, i consorzi o i botteghe soro. Dunque, la vendita diretta non la io solo in azienda, ma andare viene a Terube, però la vendita diretta voi. La vendita diretta viene in tante vidas. In tante vidas, a corso? A corso e viene un po' più a largo. Assolutamente, a ingrosso invece se sono a ove vendiese. Vendiamo su tutta la Sardegna? Vendiamo su buono, viene in Gaddura e qualche cosa viene in Ozastra, oltre che a Baronia, a provincia di Quindi Caribal viene a Gaddura, insomma, vendendo. E alle sune sono prodotti in Busilandi Pruso? Sos che nos grande pruso è la prantaia. Noi su pruso produciamo prantaia. Vediamo che in questa tanto de serras, su 80 pochento è sta prantaia, su restante 20 pochento è sta florese. Quindi noi siamo forti e andiamo in questo tipo di produzione. Però, per quanto riguarda la florese, di anno in anno siamo sempre aumentando. Sia adesso, per quanto riguarda la vendita su dettaglio, che questa si ingrosso. E la prantaia puro, o metto in antisi, noi stiamo sulla servire da curso, ma viene a prantaia, poi spedere in Gaddura, non solo su flore, su pruso. Su prantaia viene a sinive, insomma. Dunque, 80% mi generano prantaia, 20% su flore. E sta aumentando i anni, su flore, prima avete su prantaia, su anni solaus, o mette Prima su pruso, acchiamo su prantaia. Vince caso flores con notos andamos in pacos e viene la possibilità di lo scomporare e ti diversa e ti vista come una cosa di soprapruso, non una cosa insomma necessaria a famiglia. Io ho cominciato su 2004 in cui ho fatto un'azienda mia a Banda e ho comprato la prima macchina invasatrice grazie a un bando POR in cui pure grazie a questa meccanizzazione abbiamo cominciato a fare sorfrorese e tanta qualità di frorese. Abbiamo cominciato poi dopo
quando abbiamo designato chi sorre mea insomma, desichire su travallo proprio che siamo diventata già pro mannasa, abbiamo unito le due aziende che è diventata Vivaio Antonio Fronteddu, chi vi dite gioie. Ascolta, dunque, il babbo tuo è solo prantaria, fondamentalmente. Adesso comincia a voi, si sono flores, è solo prantaria. Babbo ha chiata giù pruso prantaia, andiamo su 98%, ormai, vinta sorfrore, se si va è data chi Giacchiana che insomma tessi metodo come abbiamo prima dessa prantaia, che Giacchiana sa spipinera, e si semenai in gai, e badiata veramente pacca scalidade se de acre in verano. Solo dopo che abbiamo visto che è una cosa che grazie a sa boom economico che è stato, abbiamo visto che i sorfrore spuri è una cosa che è cominciando a tirare sul mercato, tanto noi spuro non siamo spostato, insomma. Quindi stavamo stinarando a essere su vendita diretta, però ha esatto lo canale di promozione, Vinas? Lo canale di promozione che usiamo su De Pruso sono i social network. Questo in giro da pochi anni ci hanno dato una bella mano. Abbiamo imparato a usare, che giustamente noi su travallo nostro, è una cosa che ci ha fatto conoscere in tutta la Sardegna. Noi teniamo clientela che viene da tutto a noi e viene grazie a social. Lo usiamo metta, a chi vinta diversi video, diversi post come tesinarana de macchine, in senso siamo metta autoironico e vinas a spizzinas che sono che noi si prestano vinas a algunos iocos che insomma che nos permettono di avere promozione per su travallo, ma vinas a non sponnere in zocco non a che in modo che cosa che siamo presentando che sia pesante o comunque per divertirsi metta. E a proposito, Irvina ha una rubrica, la possiamo mostrare è da tua, è piantala, no? Questa è una cosa molto interessante. È una scritta, la cosa è una scritta tutto po' caso, proprio una cosa, una scritta quest'estiu. In Uveisa, noi in scuola, io ho presentato questa spianta, e sa chieste zai metta, una pezzina da metta spapilla de suo. Ha cominciato a mi demandare tesinaria in questa spianta e ha visto che tenete zai namoso deniche le suo metta portata a imparare cosa nuova, a parola arvina che sono difficili, per una pezzina da 8 anni. E l'ha ponato li piaghiata che io la sede pure sul travallo, praticamente mi sa che ne tu è come, si la chiamo un'intervista. In uve issa viene a compreso su Yoku, che in uve io non so zia in questo momento, sono una persona che veramente la sto intervistando. E issa tenete una memoria eccezionale, sammenta tutte le cose che l'inaro io magari desi preparare, desi studiare per conto suo, si la sammenta e la storrata a ripetere a maniera sua. E la gente infatti non erano ormai a noi, non posso ponere a voi in mese, ponete a Isa a spiegare stu piaghere alle scurtare. È una cosa... E seguia, funziona questa cosa? Funziona a me, che tutto canto quando vengono che o viene a Isa o si viene a noi, ma insomma siamo aspettando un'altra puntata, quando esce questa puntata adesso. C'è gente risetta, da funziona in casa. Fatto è una emmina, anzi se due emminas che questa azienda. Bordai da neu galo, va da difficoltà, insomma, rubato sia di una emmina e sia di un'azienda. A me a neu
non me ne data. Namuso chi gianneu, lo tenete chi è piccata pare chi mecuso, che a me questa è una cosa che proprio non mi hanno tagalo che sto, e per me è una cosa vergognosa che su 2024 si ponza tagalo in dubbio su fatto che una emmina, che due emmina possono essere a capo di un'azienda, che sia da vestire o che sia da prantaglia. Perché va dal uno galo e pessa da Purtroppo, una femmina. purtroppo ti posso avere un esempio che purtroppo capita a Vinas troppo spesso. Quando vi venite qualcuno che magari non ischini, che so io o so remea sarmerese, arrivano a cui e ti narrano che vai dare chi summere. E quando li namo su chi sarmere siamo noi, babarano un pacugai, anzi sì, vinza a Michele di tipicare in giro, come che non sia una cosa fattibile, che baga gente gui purtroppo. Sono minimande, boh, a te si scaglioso e più sturrutta di issoso, però mi piace insomma ponere questa cosa in chiaro, è una cosa che proprio io non vagliulo, questa cosa che tu è ardesignato, zai, po' conto me o che io non sono competente su travallo chiacco, che solo che sono una emmina. Torna poi questa, so? Torrana. Però torna in un altro atteggiamento. Eia. Fa organizzare visite in azienda e a turisti, a scuole, a altri visitatori, e te li arrivare e te li ontage, quando vengono. Non è capitato qualche volta, la volta che non ha fatto per spiegare è stata una paia norfacchete che è arrivata alla scuola elementare dei Garteddi. Sono andato a piedi, tra l'altro in ocche, quindi sono fatto tutto, una camminata a piedi, 2 chilometri, e la dia internazionale della terra. In verano, una dia bellissima, veramente non l'amo mentare per sempre, che insomma morgolito questo 130 pizzineddos, che in tutto sono mastros, e sono stato di una bravura che gallo che sto insomma nos ammentamos, e vina esa curiosità che teniano, esa preparazione che teniano che non ser di mannas, che ai sospuru les abbiamo fatto vedere tutto sul procedimento di come tacchimo la prantaia, sul flores, e una bellezza allora vedere proprio gai, insomma veramente interessato su chi ni vedende. Se tu vai in progetto di questa cosa magari della di plus, della promuove, no, della gente, o arrivano a questo progetto, in conca, immagino. Una cosa che deve essere insomma in progetto, comunque mi piacermetta di poter fare no, che sta facendo in una fattoria didattica, in uve gollire a scuola o comunque ludoteca, gente che si occupa di sospizzineddos, che viene a noi e noi li sappiamo vedere come funziona sul traballo nostro e viene alla sponere a fare, le a fare questa schisinara itinerario esperienziale che li narrano insomma a imparare a kenne. Vi ha una domanda, io ho già la risposta, è un preso, però della depo m'aggrada dall'intendere da ITV, tornando in Palas, di tornare a fare questo traballo, da grada da te questo traballo? Vina in altre che vitas. Io non ero che sono nascita a poche scusto, però è una cosa che ti nasciti comunque, che un traballo in cui tu ti devi occupare di una cosa viva, che sia ta prantas, che sia ta animale, se non tienes passione non viene a due. Che non è una cosa che tu potessi abbandonare, non è una cosa io posso, la domenica mangiano posso narrare no, oggi non viano in vivaio, non è una cosa che esiste. Sono esseri viventi, quindi che ne dato scara cada dia, viene a essere festa, e se non tienes passione non lo poter fare, però perisi è una cosa che a borta insomma tutto quanto teniamo armamento se in uve una persona si scorazzata e narrata ma chi mi la che fa che ma è una cosa che è per sorte esa passione esa passione è per sorte sul senso de responsabilità comunque chi tenes appunto che si fai de roba viva che dipende da te su fatto chi campete o non campete. Una paia di idas abbiamo più la selezione in Sardegna, abbiamo eletto una presidente per la prima volta, una emmina, insomma, sa presenza della regione, e abbiamo luogo vado a essere la giunta pure, insomma, abbiamo a dare un assessore a San Massalia nuovo, noi siamo un'altra emmina, noi siamo un uomine,
tu e te li di spedire, te bisogno da massaria, ma in particolare naro a un'azienda florovivaistica, e attenzione dei pedari. A noi proprio come prima cosa, secondo me, si deve ponere in conto che queste aziende sono ascoltate. Quindi, già vai dando da su politico per uso minore, vinta a arrivare a sa presidente, si deve ponere in conto, secondo me, che tu devi andare a dimandare, non tu direttamente ovviamente, però ne deve tenere conto. Se un'azienda insomma è contenta di ciò che sta facendo, di ciò che tenete bisogno, batta un distacco che è troppo umano, secondo me, che non dico io, spero che non sia da disinteresse, ma che è una cosa che tocca di colmare questa distanza che beste. Per bene a conoscere le persone, deve bene a conoscere i problemi, non si rende conto del fatto, secondo me, manco vinta di tutto questo aumento, che in casa io una persona coscienziosa vi posto umano, in suo senso nessuno che sa cosa de bada, però è possibile che se io tinaro, poi essendo noi un'isola, e io tinaro, poi che i costi di produzione sono aumentati su 30%, vi potete, se a me mi è alzata conca per esempio a licenziare un dipendente che io non vi lacco pruso a andare fatto a questo costo, ti piace di pruso che io che mando poi a domo un dipendente o chi tu e a me mazzuese a cercare di fare fronte a questo che deve essere invece lo costo di produzione. Bisogna una vita vedere di continuità territoriale, che non è solo usato di non si spostare noi. Io vengo a tutela per noi per il trasporto, che le materie prima purtroppo sono arrivano tutto da ora. Tutto il materiale che usiamo noi arriva da ora. Io vengo a venire incontro tuo a me, per cercare di mantenere il suo passo che sul resto della Italia continentale. Adesso le materie ostro delle aziende. Ed essere quindi per i competitivo. Se querete tanto vai dare de appunto de essere competitivos, de essere leader come si narrata, che siamo vinta una terra in cui non consentite di essere vinas a prur de atteras, insomma, protagonistas di questo settore, che adesso il clima noi siamo favorita botto. E vinas a vinta su spreco che non ne dobbiamo ottenere di energia, che non teniamo bisogno di riscaldare chissà il canto, di come potete essere in Emilia Romagna o su Veneto, che sono ortese da questo punto di vista, della floricoltura. Eppure ottenere il costo di produzione, secondo me, che sono altissimo dato da sua energia, no? che devono usare. Noi se si zai cussu che venite quasi cancellato, la Sardegna poteva essere veramente competitiva, si va a dare una continuità territoriale merciale. Sì, secondo me nemo. In Sardegna, dunque, Arbanne, questo è un settore che si sta mantenendo, vero, no? Beh, la Sardegna promuove de su tempo e de su clima iamos este adattamento, naramo volzisi este sull'uso ideale pro sul flores e pro unas antas plantas. Va de considerare vinas il florovivaismo azuda das economia di s'isola non pezzi pro produrre flores e plantas, ma vinas sul turismo, ava sempre plus gente interessata a visitare sul giardino botanico, sus parcos pubblicos e vinas privados. Ma su florovivaismo è di importo umano fino a se ambiente. Certo, appunto, flores e plantas non bisogna pezzi pro abbellire su luce, un luce più galano e più deo. Ma mascamente questa città bisogna promezzare l'ambiente. Le flores e le piante considerano in minima vinas su 20% anidride carbonica. E dentro si ha dei sardomos, ma vinas delle isolas, degli ospedali, e dunque aiutano a parlare pronti all'ambiente climatico e a migliorare la salute della gente. E per questo il florovivaismo può essere di importo per aumentare la coscienza ambientale della gente, per aiutare la gente a sapere quanto subire questo di importo. E dunque il florovivaismo può nascere iniziative per educare la gente, ma scamente su spizzinos per andare ad esempio a visitare le aziende. No? E questo praticamente ussu ia bina su vivaio volonteros, ia da maniande visitas in azienda a 6 horas,
e si iat ispainando materiale didattico a sa solar matessi. In questa maniera sos pizzinos comprendere s'importu de sos flores e de sas plantas pro s'ambiente, imparano a la rispettare e si pesano in un senso ambientale, vidas podiamo narrare. Con questi ultimi fuedor de banne accabaus questa puntata e bosionaus appuntamento e convidaus a nos gastiai martis chienidi. Adiosu.